dappertutto. E allo stesso tempo io sto vivendo questo Evangelo. Perciò io tante volte penso prima a casa e dopo fuori. Biblicamente, allo stesso tempo sto predicando testimoni qua e testimoni fuori. E è su questo principio di predicare l'Evangelo che noi vogliamo oggi vivere questo culto. Di predicare e essere testimoni in modo che gli altri possano conoscere questo amore di Dio. Preghiamo e possiamo iniziare il culto. Puoi chiudere i tuoi occhi. Testimoniare di Cristo. Come sta la tua vita? Condividere, parlare, vivere questa esperienza. Nosso Padre, siamo qui questa mattina a offrirti un culto. Grazie, Padre, che possiamo adorarti, possiamo lodarti, possiamo vivere questa esperienza con te. E usa, Padre, la nostra storia, la nostra vita, in modo che possiamo vivere questo culto in una vera adorazione a te. Perché riconosciamo il tuo grande amore, la tua grazia, il tuo potere. E che questa potenza che tu ci hai promesso possa manifestarsi sempre nella nostra vita. Grazie, perché questo culto è la libertà in te. E offriamo, Teu Padre, nel nome di Gesù. Amen, Signore. Amen. Adoriamo, cantiamo, possiamo stare in piedi e possiamo vivere questo momento di adorazione a Lui, al nostro Dio. Con gioia. Amém? Lodiamo il nome del Signore, a colui che è degno di ogni lode e di ogni onore. Questa mattina siamo riuniti a ricordare ciò che Lui è, che Lui ha fatto nelle nostre vite durante la settimana, no? La Chiesa si raduna per fare insieme quello che ha fatto durante la settimana, giusto? E quindi noi celebriamo colui che è degno. Facciamo la nostra offerta di adorazione in questo momento qua. Celebriamo e cantiamo, ricordiamo che Lui verrà a rapire la sua Chiesa, a portare via la sua Chiesa. E quel giorno sarà un giorno meraviglioso in cui noi potremo vedere il volto del Signore. Amen? E noi ricordiamo, mentre noi cantiamo questa canzone, di questo giorno meraviglioso che noi aspettiamo. Amen? Amen? Amen. Lodiamo il Signore. Celebrazione, lo sposo verrà.
gioia che ho in me. E se la luce mostrerò, valerà anche il mondo di gioia come no. Ho voglia di ballare per la gioia che ho in me.
perché da Lui grazia a Lui e per Lui son tutte le cose, perché da Lui grazia a Lui e per Lui son tutte le cose. Celebra il tuo Signore, perché da Lui grazia a Lui
Glória ao teu nome, Senhor. Glória a te, ó Padre. Rendiamo-te, Senhor, adorazione, perché tu sei un Dio degno, Senhor, meraviglioso, presente nelle nostre vite. E noi chiediamo, Signore, fai di noi, Signore, gli strumenti tuoi, oh Padre, che noi possiamo ogni giorno, Signore, riflettere la tua luce, oh Padre. Lo diamo a te, Signore, riceve la nostra adorazione, Signore, parla alla tua Chiesa, che noi possiamo uscire di qui trasformati, Signore, del tuo Spirito Santo. E in nome di Gesù noi te lo diamo. Amen e amen. La Chiesa può sedersi. Una canzone come questa che dice perché Lui vive, io credo. Non riesco a vedere coi propri occhi, non riesco a vedere coi miei occhi, ma io credo in questa grande eternità. E è prezioso essere qui questa mattina per adorare e vivere questa esperienza con il nostro Dio. Chiesa, oggi è con noi qua Pastor Alexandre. Pastor Alexandre è il mio responsabile, è il responsabile della Giunta Missionária Brasiliana. E lui já é qua da venerdì, che ha parlato con il Consiglio della Chiesa sul futuro della nostra comunità e anche di me e di Astrid. E oggi è con noi qua a Treviso, il pomeriggio andrà con Eliano. E lui è il responsabile di tutte le strategie, di tutto il lavoro missionario di tutto il mondo. Eu sempre digo que é o meu capo, meu capo più grande é Astrid, não? Mas é o meu capo direto. L'altra domenica sarà con noi pastor João Marcos, que é o diretor responsável da Junta Missionária Brasiliana. E hoje lui é con noi qua, estará condividendo, está parlando de uma esperança, de uma fé, não só per noi, ma de tutto il mondo, ok? E Samuel, a traduzione è con te, né? Meio-dia, 2 da tarde, pode ficar, tá? Nem eu aguento. Bom dia. Buongiorno. Bom dia. É uma honra estar com vocês. È un onore essere con voi Eu sei que todo mundo que vem aqui fala que é uma honra estar com vocês. e so che tutti quelli che vengono qua dicono che è un onore essere con voi. É educado, né? È educazione, Mas é verdade. É Mas- muito especial para mim estar com vocês. ma è la verità, è molto speciale per me essere qui oggi con voi. São 25 anos que a nossa que a nossa organização missionária tem investido aqui com vocês. È da 25 anni che la nostra giunta, la nostra organizzazione missionaria sta investendo su di voi. Já somos adultos agora, jovens, mas já adultos. Ormai São 25 siete anos. adulti, giovani ma adulti, fanno 25 anni. O primeiro foi o Manuel Florencio e Raquel. I primi sono stati Pastor Manuele e Rachele E pastor Caio e Asti já completando esses 25 anos. e Pastor Caio e Astrid già insieme per questi 25 anni, completando questi 25 Para anni. mim é um privilégio estar aqui porque é muito especial ver como algo começa do zero praticamente e se torna uma igreja madura e tão forte. Então é muito especial estar com vocês. E per me è un privilegio essere qui perché è così bello vedere qualcosa partire da zero per poi oggi diventare quella che è una chiesa matura. Perciò è molto speciale per me essere qui oggi. Eu tenho uma esposa muito linda e filhos muito bonitos. Ho una sposa molto bella e figli molto belli. Então eu não tenho motivo para não estar em casa a maior parte do tempo. Quindi ho motivi per non essere a casa la maggior parte del tempo. Então vir aqui hoje é por um motivo muito especial. E quindi sono venuto qui oggi per un motivo molto speciale. Tem que valer o bilhete. Deve valere il biglietto. Tem que ter um motivo muito importante para eu não estar com aquela esposa tão linda, com os meus filhos tão especiais. Ci deve essere un motivo molto importante per non essere con la mia moglie molto bella e anche i miei figli molto cari. É claro que vir na Itália é sempre muito legal. Certo, è chiaro che venire qua in Italia è sempre molto bello. Mas eu acabo conhecendo o aeroporto e uma sala de reuniões e volto para o aeroporto e vou para casa. Ma alla fine rimango che conosco un aeroporto, la sala delle riunioni e poi l'aeroporto per poi tornare a casa. Eu conheço muito aeroporto e muitas salas de reuniões, sabe? Io conosco molti aeroporti e molte sale di riunioni. Então estar aqui é um privilégio porque eu tenho uma grande responsabilidade essa manhã e um motivo especial para vir à Itália. Ma essere qui comunque rimane un grande privilegio perché ho un motivo molto speciale per essere qui stamattina qua in Italia, qua davanti a voi. O primeiro deles é agradecer a vocês pelas ofertas que vocês têm enviado. Vocês têm os porquinhos, né? Começaram com porquinhos, agora virou lata.
E c'è questo, il primo motivo è per ringraziarvi per tutte le vostre offerte. Abbiamo qui i maialini, o meglio, quelli che erano maialini adesso sono diventati salvadorai. É tão importante as pessoas verem o que tem sido feito com os recursos que elas têm ofertado. Ed è molto importante che le persone possano vedere quello che sono riusciti ad arrivare ad attingere con le risorse che hanno donato. A oferta desse ano foi enviada para o Burkina Faso, na África. L'offerta di quest'anno è stata inviata per il Burkina Faso. Na Burkina Faso nós temos um dos trabalhos que nós temos cerca de 235 projetos. In Burkina Faso abbiamo No mundo todo. Ah no, nel mondo intero abbiamo circa 235 progetti. E alguns eu sou mais apaixonado que os outros. E alcuni mi appassionano più di altri. Desses projetos é um projeto que trabalha com crianças refugiadas. E uno di questi progetti è quello che lavora con bambini rifugiati. Crianças da Síria que vão para o norte do Iraque. Bambini che dalla Siria vanno all'Iraq del Nord. Especialmente esse que vocês ofertaram esse ano são pessoas que saem do norte de Burkina Faso, fugindo de um grupo radical chamado Boko Haram, que sequestram crianças, sequestram meninas, matam os opositores. Então há uma grande massa de pessoas fugindo de uma região para uma outra do país. In particolare le offerte di quest'anno sono state destinate per il gruppo di cristiani che sta fuggendo da questa associazione terroristica che li sta perseguitando, perciò c'è questo grande flusso migratorio di persone che hanno bisogno di aiuto, di sostegno attraverso le nostre donazioni. Esse projeto chama Tenda de Brincar. Questo progetto si chiama Tenda di Brincar. De brincar. O que as crianças fazem? Brincar, não é? Per giocare. Una tenda. Per giocare? Per giocare. Per giocare. Então, tenda de per giocare. A tenda de brincar. São espaços que nós construímos em locais de refugiados para acolher crianças, porque durante o processo de trânsito de refúgio não tem escola, não si pensa in crianças muitas vezes. Sono spazi in cui accogliamo questi rifugiati, specialmente bambini, perché durante questi flussi, durante questi movimenti che fanno, non ci sono spazi per loro come scuole, come spazi per giocare e cose del genere. Se você tem que sair rapidamente da sua casa, a última coisa que alguém vai levar são os brinquedos de uma criança. Se devi scappare velocemente da casa tua, l'ultima cosa che ti venga in mente da portare sono giocattoli per il tuo bambino. Vão tomar outras coisas com prioridade. Ti prendi altre cose come priorità. Então, esse projeto é um projeto muito importante para essas crianças na Burkina Faso. Quindi questo progetto è molto importante per i bambini in Burkina Faso. E aí coloca na tela para mim, quem está nos assistindo, talvez não vai assistir a tela, vai ficar vendo apenas a minha pessoa e vocês que estão aqui vão poder ver a tela. E quindi chiedo alla proiezione di proiettare, magari quelli che ci stanno osservando da casa non riusciranno a vedere soltanto me, ma quelli qui riusciranno a vedere le slide. A gente tem muito cuidado em não colocar crianças na internet, mas vocês aqui podem ver, é a oferta de vocês desse ano, está permitindo, pode voltar. Começa lá, foi mais rápido que eu. Teniamo particolarmente cura quando si tratta di mostrare immagini di bambini così, però dato che siete voi, è la vostra offerta che ha aiutato questi bambini, allora ve lo mostro. Essa é a primeira? Não. Volta la lá. Prima immagine di tutta la carrellata. Uma das coisas que nós temos é que alimentar essas crianças. Una delle cose che dobbiamo fare è alimentare questi bambini. Prioridade absoluta. La priorità assoluta. Toda criança é medida, pesada e a gente se preoccupa em que ela tenha o mínimo di qualità possibile. Tutti i bambini sono misurati, sono pesati e facciamo modo, è la nostra priorità che ciascuno di loro abbia cure di prima necessità. Então eu quero insistir nisso. O seu €1, o seu trabalho aqui com das mulheres fazendo artesanato, todas essas ofertas foram diretamente para esse projeto. Pode passar. E quindi voglio di nuovo sottolinearlo. I vostri euro, i progetti magari attraverso anche il Ministero delle Donne, sono tutti i progetti, sono tutti i soldi che vanno destinati a questo. Se receberam presentes nesse dia. Qui è dove loro hanno ricevuto regali. Pode passar. Eles tinham que, tá? Glória a Deus. Gloria a Dio.
A sua oferta, é o seu apoio. Le vostre offerte, il vostro appoggio. Aí é o vídeo, coloca a alegria deles nesse dia especificamente. Qui è un video E in eu cui quero que você possiamo preste vedere atenção na estrutura que tem ali. l'allegria e in particolare vi chiedo che possiate prestare attenzione alla struttura che c'è lì. Vamos, 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 vamos. Sua oferta, seu €1, seu artesanato, abençoando crianças lá. Le vostre offerte, il tuo piccolo euro, il piccolo lavoro di artigianato sono tutte cose che stanno benedicendo quei bambini là. Esse é um campo de refugiados. As pessoas saíram, construíram tendas de lona. Nós construímos 2 fornos para fazerem pão. Questo è un campo di rifugiati, un campo profughi. Ci sono delle persone che hanno costruito delle tende di tessuto, abbiamo costruito 2 forni per poter sfamare, per poter cucinare il pane per queste persone. O nosso objetivo é que lá fique igual lá no Iraque. Il nostro obiettivo è che lì diventi come in Iraq. Aí a gente separa um pouco da oferta que vocês mandaram para a gente poder começar também a melhorar. E quem sabe ano que vem eu posso mandar para vocês aqui, que a próxima oferta que vocês vão enviar vai permitir que as crianças lá da Burkina Faso fiquem igual as crianças que estão lá no norte do Iraque. São crianças da Síria que saíram fugidas da guerra. E quindi separiamo una piccola parte delle vostre offerte in modo da poter migliorare quegli spazi. E chissà l'anno prossimo con le vostre offerte riesco a mandare qualcuno qui che vi possa raccontare di queste esperienze che quelle persone stanno passando e continuando a migliorare in modo tale che anche in Burkina Faso possiamo trovare le strutture che siamo riusciti a costruire in Iraq attraverso le offerte. Então, o motivo importante primeiro era apresentar para onde vai a oferta de vocês. E quindi un motivo importante per il quale sono qui stamattina, il primo, è presentarvi dove stanno andando le vostre offerte. Mas seria muito legal que o pastor Caio levasse alguns de vocês para conhecer esses lugares. Ma sarebbe molto bello se Pastor Caio portasse qualcuno a conoscere quei posti. As mulheres podem fazer lá as atividades que vocês têm aqui com as mulheres de lá, os homens podem me ajudar a fechar aquelas paredes, pintar, jogar futebol. Le donne possono andare lì e fare le attività che fanno qui. Lì, insieme alle donne del luogo, gli uomini possono venire, aiutare a tirare su qualche parete, tinteggiare, insegnare ai locali a giocare a calcio. Os professores aqui podem ajudar os professores de lá. I professori di qua possono aiutare i professori di là. Topam? Volete? É tranquilo? Sì? Levanta a mão aí, pastor. Tem um alzate grupo aí le para mani. vocês. Pastore, guarda là, un gruppo di persone. Ti puoi Leva os insegnare i nomi. adolescentes e os jovens também. Vamos Porta lá. anche gli adolescenti e i giovani. Uhul. Yuhu. Então, feita a primeira parte de agradecer, muito obrigado em nome dessas crianças, dos meus colegas missionários, porque a sua oferta, junto com outras pessoas, o pouco de muito se torna muito na mão de Deus. E quindi di nuovo, grazie per le vostre offerte, grazie per il vostro operato, perché con il poco di molti si trasforma in un progetto gigantesco nelle mani di Dio. Amém? Amen. Meu segundo motivo para estar aqui é porque nós completamos 25 anos de obra com vocês. E il mio secondo motivo per essere qui stamattina è perché abbiamo completato 25 anni di opera insieme. O Caio me chama de capo dele. Il pastor Caio mi ha detto che sono il suo capo. Mas eu nunca vim aqui falar com vocês que eu sou capo do Caio. Ma in verità io non sono mai venuto qua presentandomi come capo di pastor Caio. Eu até puxo a orelha dele para ele falar que eu sou capo. Não E precisa. io anche gli tiro le orecchie per dire no, non puoi dire che sono il tuo capo. São muitas mãos trabalhando para chegar hoje. Ci sono molte mani che stanno lavorando per arrivare dove siamo oggi. Muita gente no Brasil apoiando o trabalho da haste, do Caio, com ofertas e com orações. Molte persone in Brasile che stanno appoggiando il lavoro di Pastor Caio e Astrid con offerte e preghiera. Muita gente no Brasil orando por vocês. Molte persone in Brasile pregando per voi. E todos vocês aqui fazendo um grande trabalho. E tutti voi qui facendo un grande lavoro. Não há um capo. Não há um capo, não há um chefe. Ah, non c'è un capo.
é um esforço de muitos. è uno sforzo collettivo, Mas é a hora de uma nova fase. ma è l'ora di una nuova fase. Eu vim aqui especificamente porque nós temos 3 trabalhos na Itália que vão passar por uma outra fase dos próximos 15 anos. Sono venuto qua specificatamente perché ci sono 3 lavori in Italia che passeranno una nuova fase nel corso dei prossimi 15 anni. O nosso trabalho de Roma, o nosso trabalho de Cesena e o nosso trabalho em Treviso. Il nostro lavoro a Roma, il nostro lavoro a Cesena, il nostro lavoro qui a Treviso. E a gente quer convidar vocês agora a pensar além de Treviso. E io sono qui per invitarvi oggi a pensare oltre Treviso. Queremos chamar vocês para nós pensarmos em toda a Itália. Vi chiamo oggi per pensare a tutta l'Italia. Depois de 25 anos é hora de nós levarmos a igreja de vocês lá da Catânia até a fronteira aí com a Áustria. E dopo 25 anni è arrivato il momento di portare la vostra chiesa dalla Catania fino alla frontiera con l'Austria. Estabelecermos cidades onde igrejas como essa podem nascer. Abbiamo identificato delle città in cui chiese come la vostra possono nascere. Eu sei que vocês estão num ótimo momento, tem um local de culto muito bonito, tem um salão de jovens, que ontem eu estive com jovens também, muito adequado. Vocês estão num bom momento. E so che questo è un buon momento, avete un ottimo locale di culto, molto bello, avete una sala per i vostri giovani in cui ero ieri sera, anche lì molto bella, siete in un buon momento. E talvez fosse a hora da gente simplesmente falar assim, vamos nos preocupar com nós mesmos, vamos ficar aqui, vamos cuidar da gente. E magari dentro di voi qualcuno sta pensando, ma preoccupiamoci di noi stessi, rimaniamo qua, guardiamo le nostre necessità. Vamos melhorar ainda mais esse local? Miglioriamo ancora di più questo locale? Vamos levantar recursos e talvez comprar esse lugar? Raccogliamo delle offerte, magari compriamo questo luogo. Vamos ver a nossa igreja crescer e trazer mais pastores ajudando o pastor Caio, ter melhores instrumentos, temos uma transmissão melhor. Lavoriamo per far crescere ancora di più la nostra chiesa, magari trovare altri pastori che possono affiancare il pastor Caio, nuovi strumenti e di nuovo ancora migliori risorse, una migliore proiezione online. Aí eu apareço aqui num domingo para falar que é para pensar além de Treviso. E così in mezzo a tutto questo arrivo io una domenica per dirvi che dovete pensare oltre Treviso. Sabe por quê? Sapete perché? A Itália é um dos países menos evangelizados no mundo. L'Italia è il paese meno evangelizzato del mondo. Se conta menos de 2% dos italianos como cristãos evangélicos. A Itália é um país cristão. Si conteggia meno del 2% della popolazione come cristiani evangelici. L'Italia è un paese cristiano. Mas são menos de 2%. Meno del 2%. Num momento como esse, cultuando a Deus na Itália. In un momento come questo che stanno adorando Dio in Italia. A Itália é um grande desafio. L'Italia è una grande sfida. Por isso que quando vocês chegam nesse ponto, nós também chegamos com um novo desafio e queremos convidar vocês a fazerem parte de um novo tempo do nosso trabalho na Itália. Ed è per questo che quando arrivate a questo punto arriva anche il nostro momento per sfidarvi a fare qualcosa di più grande per l'Italia. Essa manhã eu queria te convidar a pensar em toda a Itália. Questa mattina ti voglio invitare a pensare in tutta l'Italia. Eu queria convidar você a pensar na sua universidade. Por que você está fazendo uma universidade na Itália? Questa mattina ti voglio invitare a pensare alla tua università. Perché stai facendo un'università qua in Onde na Italia? Itália você poderia aplicar a sua profissão e, estando naquele lugar, ser um discípulo de Jesus? Dove in Italia puoi applicare la tua professione e permettere nell'ambito professionale di essere un discepolo di Gesù? Como a sua família que você trouxe para a Itália pode abençoar a Itália? Come la famiglia che tu hai portato in Italia può benedire l'Italia? Vivemos um momento único na história de vocês. Viviamo un momento unico nella vostra storia. Seus filhos já são italianos. I vostri figli sono già italiani. Eles não são brasileiros que migraram para a Itália, eles são italianos, eles pensam como italiano, eles falam como italiano, eles gesticulam como italiano, eles se vestem como italiano. Non sono più brasiliani che sono immigrati, ma sono pienamente italiani, ragionano come italiani, si vestono come italiani, gesticolano come italiani. É hora desse esforço espalhar por toda a Itália. Ed è il momento che questo sforzo si spanda in tutta Italia. Então,
O segundo motivo porque eu vim aqui foi convidar você a pensar, a ir além de Treviso. E quindi l'altro motivo per il quale sono qui è che tu possa pensare oltre Treviso. Quero compartilhar um texto da Bíblia com vocês. Voglio condividere con voi un testo biblico. Marcos 5:21. Marco 5:21. Você tem aí? Ok. Marcos 5:21. Pode ler. É italiano. Marco 5:21. Essa é uma história muito conhecida de todos vocês. O pastor Caio certamente já pregou várias vezes esse sermão. Questa è una storia molto conosciuta da molti di voi e sono sicuro che Esse è un Pastor momento Caio ha che già Jesus- predicato questo sermone. Esse é o momento que Jesus sai de um lugar quase praticamente expulso, porque ele libertou um homem que estava cativo de demônios. E Questo- os demônios entraram nos porcos e os porcos morreram no precipício. Questo è il momento in cui Gesù è stato praticamente cacciato dal luogo dopo aver cacciato un demone da un uomo. I demoni poi si sono inseriti in dei maiali che sono buttati da un precipizio. Então ele é praticamente expulso daquele lugar, entra no barco e vai para outra margem. E quindi lui è praticamente cacciato via da quel luogo, entra in una barca per avvicinarsi all'altra riva. E o povo da outra margem já sabe que Jesus vai chegar. E il popolo nell'altra riva del lago sa già che Gesù E arriverà. uma multidão está aguardando Jesus chegar à outra margem. E c'era una moltitudine di persone che stava aspettando Gesù lì sulla riva. Jesus chega, Gesù arriva, desce do barco scende dalla barca e começa a ensinar. e comincia ad insegnare, Começa a pregar aquelas pessoas. comincia a predicare a quelle persone. E do meio da multidão vai romper um homem chamado Jairo. E in mezzo alla moltitudine si avvicina, così si distacca questo uomo chiamato Gairo. Então a primeira coisa para a gente perceber é os momentos da vida. Jesus sai de um lugar expulso, rejeitado. Agora ele chega no outro lugar onde ele está sendo esperado. E quindi la prima cosa che possiamo imparare sono i diversi momenti della vita. Gesù all'inizio viene sostanzialmente cacciato via da un luogo e subito dopo si ritrova in un altro luogo dove le persone invece lo aspettano con ansia. As oposições fazem parte da nossa vida. Le opposizioni fanno parte della nostra vita. Pode ler o texto para gente. Gesù passò di nuovo in barca all'altra riva e una gran folla si radunò attorno a lui ed egli stava presso il mare. 21 até o final. Dal 21 fino alla fine. Ecco venire uno dei capi della sinagoga, chiamato Jairo, il quale, vedutolo, gli si gettò ai piedi e lo pregò con insistenza dicendo: la mia bambina sta morendo, vieni a posare le mani su di lei affinché sia salva e viva. Gesù andò con lui. E molta gente lo seguiva e lo stringeva da ogni parte. Una donna che aveva perdite di sangue da 12 anni, molto aveva sofferto da molti medici, aveva speso tutto ciò che possedeva senza alcun giovamento, anzi era piuttosto peggiorata, avendo udito parlare di Gesù, venne dietro tra la folla e gli toccò la veste, perché diceva: se riesco a toccare almeno le sue vesti, sarò salva. In quell'istante la sua emorragia ristagnò ed ella sentì nel suo corpo di essere guarita da quella malattia. Subito Gesù, conscio della potenza che era emanata da lui, voltatosi indietro verso quella folla, disse: chi mi ha toccato le vesti? I suoi discepoli gli dissero: tu vedi come la folla ti si stringe attorno e dici: chi mi ha toccato? Ed egli guardava attorno per vedere colei che aveva fatto questo. Ma la donna, paurosa e tremante, ben sapendo quello che era avvenuto in lei, venne, gli si gettò ai piedi e gli disse tutta la verità. Ma Gesù gli disse: figliola, la tua fede ti ha salvata, vai in pace e sii guarita dal tuo male. Mentre gli parlava ancora, vennero dalla casa del capo della sinagoga dicendo: tua figlia è morta, perché incomodare ancora il maestro? Ma Gesù, udito quel che si diceva, disse al capo della sinagoga: non temere, soltanto continua ad aver fede. E non permise a nessuno di accompagnarlo, tranne che a Pietro, Giacomo e Giovanni, fratello di Giacomo. Giunsero a casa del capo della sinagoga ed egli vide una gran confusione e gente che piangeva urlato. Entrato disse loro: perché fate tanto strepito e piangete? La bambina non è morta, ma dorme. Ed essi ridevano di lui. Ma egli li mise tutti fuori, prese con sé il padre e la madre della bambina e quelli che erano con lui, ed entrò là dove era la bambina. E presala per mano le disse: Talita cum, che tradotto vuol dire: ragazza, ti dico, alzati. Subito la ragazza si alzò e camminava, perché aveva 12 anni. E furono subito presi da grande stupore, ed egli comandò loro con insistenza che nessuno lo venisse a sapere, e disse che le fosse dato da mangiare. Vamos orar? Preghiamo. Tempo é algo muito importante.
Tempo è qualcosa di molto importante Eu vou cumprir exatamente o tempo que me deram. e io cercherò di stare esattamente dentro il tempo che mi hanno dato. Mas eu queria que você falasse com Deus agora. Ma vorrei che tu parlassi con Dio in questo momento Fala, Deus, fala ao meu coração. e dire: Dio, parla al mio cuore, Abre os meus ouvidos. apri le mie orecchie, Fale com Deus. parla con Dio. Deus, louvado seja o teu nome em todos os lugares. Dio, lodato sia il tuo nome in tutti i luoghi. Nos prostramos diante do Senhor agora Noi ci prostriamo davanti al Signore adesso para pedir. per chiedere, Fala ao nosso coração. parla al nostro cuore, Em nome de Jesus. in nome di Gesù. Amém. Amen. Bem, eu queria usar esse texto para justificar o porquê vocês precisam ir além de Treviso. E voglio utilizzare questo testo per spiegarvi il perché dovete andare oltre Treviso. Você que está nos assistindo na internet, você que está aqui, veio nos visitar hoje e está buscando uma palavra de Deus para você. Qui chi ci sta ascoltando da casa, chi è qui oggi magari in visita e sta cercando una parola di Dio per lui, Esse texto tem momentos muito especiais. questo testo ha dei momenti molto speciali. Você percebe que Jairo se jogou aos pés de Jesus. Jairo foi rompendo no meio da multidão e se jogou aos pés de Jesus. E possiamo accorgerci che Jairo si è buttato ai piedi di Gesù, si è fatto spazio tra la folla e si è buttato ai piedi di Gesù. Para um cristão, se ajoelhar é algo normal. Per un cristiano inginocchiarsi è qualcosa di normale. Para um cristão, eu convidar para ajoelhar aqui é a coisa mais normal que existe. Per un cristiano invitarvi a inginocchiarvi è la cosa più normale che Se esiste. ajoelhar diante de Deus é algo muito normal. Inginocchiarsi davanti a Dio è qualcosa di molto normale. Mas para Jairo, Ma per Jairo Jairo é o líder da sinagoga. Jairo era il leader della sinagoga. Jairo é um hebreu, é um judeu. Jairo era un ebreo, un giudeo. Jairo vem ensinando que você não se deve se ajoelhar diante de nenhum homem. Jairo insegnava che non potevi inginocchiarti davanti a nessun uomo. Os hebreus têm aprendido que ao longo da sua história, muitos morreram à espada porque não se curvaram diante de reis e de falsos deuses. Gli ebrei imparavano che durante la loro lunga storia molti erano stati uccisi per via del rifiuto di inginocchiarsi davanti a re o divinità straniere. O Pentateuco, o Pentateuco vem ensinando que a ninguém prestarás culto, a nenhum Deus prestarás culto a não ser ao Deus verdadeiro. Il Pentateuco, i primi 5 libri, insegna che tu non darai lode, onore, tu non servirai nessun altro Dio all'infuori di me. Mordecai não se curvou diante do rei Mordecai, Mordecai non Non si si è curva. piegato davanti al re Han, com o risco de ser preso e morto. col rischio di essere arrestato e ucciso. Daniel e seus amigos não se curvaram diante da estátua de Nabucodonosor. Daniele e i suoi amici non si sono piegati, inginocchiati davanti alla statua di Nabucodonosor. Aquele chefe dos hebreus ouviu o seguinte: o rabino herege está vindo ao seu encontro. Quel capo della sinagoga ha sentito: quel rabbino eretico sta venendo verso di te. Afasta teu povo dele. Sposta via il tuo Não popolo da deixa lui. ele falar na sinagoga. Non permettere che lui parli nella Não sinagoga. permita que ele discuta na sinagoga. Non permettere a lui di discutere nella sinagoga. Uma das tarefas de Jairo é decidir quem vai pregar, quem vai falar na sinagoga. E uno dei compiti di Jairo era decidere, scegliere chi poteva predicare, parlare nella sinagoga. Jairo é a pessoa que trata com a sociedade no entorno da sinagoga. Jairo è una persona che tratta con la società intorno alla sinagoga, Jairo é a pessoa que trata com Roma sobre as questões da sinagoga. che tratta con Roma sulle questioni della sinagoga, E Jairo é a pessoa que trata com os outros líderes religiosos sobre os assuntos da sinagoga. e che tratta con gli altri leader religiosi per quello che riguarda la sinagoga. Jairo tem o respeito da sociedade, Jairo tem o respeito do governo, que é Roma, e Jairo tem o respeito dos religiosos. Jairo aveva il rispetto della società, aveva il rispetto del governo, che era Roma, e aveva il rispetto delle altre persone e delle altre istituzioni. Mas Jairo se joga aos pés de Jesus. Ma Jairo si lancia ai piedi di Gesù.
Jairo se lança aos pés de Jesus. Jairo E si quando ele se getta joga ai aos piedi pés di de Gesù. Jesus, ele joga para o alto a sua posição social, a sua posição política e as suas convicções religiosas. E in quel momento, gettandosi ai piedi di Gesù, lui butta all'aria il suo status sociale, il rispetto che aveva da un punto di vista governativo, da un punto di vista burocratico, e getta all'aria tutte le sue credenze religiose. E Jairo só faz isso porque ele tem algo de muito valor que ele precisa segurar. As outras coisas ele pode jogar para o alto, mas ele precisa segurar a sua filha que está doente e ele sabe que vai morrer. E Jairo fa questo perché ha a cuore qualcosa che non può essere buttato all'aria. Tutto il resto può essere, sì, buttato all'aria, però c'è qualcosa che gli è molto caro, gli è molto prezioso e per il quale non può rinunciare. E essa é a primeira lição que a gente pode tirar. E questa è la prima lezione che possiamo trarre. O que é tão importante na nossa vida capaz de fazer com que a gente rompa com tudo no nosso entorno? Cos'è nella tua vita così importante che prenda il sopravvento su tutte le cose e permetta che tu possa rinunciare a tutto il resto? O que me faria contrariar a todos, porque eu tenho algo mais importante a que eu devo amar, algo mais importante que eu devo dar atenção e algo mais importante a quem eu devo me submeter? Cos'è che ti renderebbe nemico di tutti perché riconosci che è qualcosa di più importante degli altri, più importante dell'immagine che hai con gli altri, più importante dell'opinione degli altri? Para Jairo era sua filha. Per Jairo era la sua figlia. Sua filha, ele já não tinha mais solução entre os médicos, não tinha solução entre curandeiros, não tinha solução no seu entorno. Agora Jairo se lança ao impossível, ele se lança aos pés de Jesus, porque reconhece que Jesus é uma autoridade espiritual. I medici avevano già stabilito che non c'era più nessuna possibilità, i sciamani avevano stabilito che non c'era più nessuna possibilità, tutti avevano rinunciato a sua figlia, ma per Jairo ancora c'era questa speranza e perciò si getta ai piedi di Gesù. É muito importante entender que todas as vezes que alguém se curva diante de Jesus, ele está reconhecendo a autoridade espiritual de Jesus. Ele está reconhecendo que Jesus é o Filho de Deus. Ele está reconhecendo que Jesus transcende ao que é humano. Ed è importante riconoscere che quando qualcuno si getta ai piedi di Gesù è perché sta riconoscendo l'autorità spirituale di Gesù sulla loro vita, è perché si sta gettando ai piedi di quello che è considerato il Figlio di Dio. O que Jairo está fazendo é dizer o seguinte: todo o meu credo religioso não é suficiente. Quello che Jairo sta facendo è dire tutta la mia religione, il mio credo religioso non è sufficiente. Toda a minha posição social diante de Roma não é suficiente. Tutta la mia posizione sociale davanti a Roma non è sufficiente. Toda a minha posição diante da sociedade, dos meus amigos não é suficiente. Tutto il mio status davanti alla società, ai miei amici non è sufficiente. Acontece que muitas vezes a gente está muito preocupado com toda uma história que tem atrás da gente religiosa. E può succedere ogni tanto che siamo preoccupati di tutta una storia religiosa che c'è alle nostre spalle. Porque a sua mãe, a sua avó, o seu pai, o seu avô, o avô do seu pai é de uma mesma igreja e você não consegue romper com isso. Perché tua mamma, tua nonna, tuo papà, tuo nonno, il papà di tuo nonno fanno tutti parte della stessa chiesa magari e tu non riesci a staccarti da questo. O que é tão importante que faria você romper com todas as tradições? Cos'è che è così importante che ti permetterebbe di spezzare con la tradizione? Muitas vezes você vai pensar: o que vão pensar de mim se eu me jogar aos pés de Jesus? E alcune volte può succedere pensare: cos'è che penseranno di me se io mi getto ai piedi di Gesù? O que os outros homens vão achar de um homem que só pensa na sua esposa? Cos'è che gli altri uomini penseranno di un uomo che pensa solo nella sua moglie? O que os meus colegas na universidade vão achar se eu não se eu não namorar todas as meninas porque eu tenho um compromisso com Jesus? Cos'è che i colleghi all'università penseranno se non mi fidanzo, se non sto con tutte le ragazze del corso perché io ho un principio, io ho un accordo con Gesù? O que os seus colegas na escola vão pensar se você fala: não, eu estou me guardando para um casamento? Cos'è che i tuoi compagni a scuola penseranno se tu dici: io mi sto riservando per il matrimonio? Não se agrada a Deus agradando a sociedade. Non si fa piacere a Dio facendo piacere alla società. Não se tem uma comunhão perfeita com Jesus
se eu estou preocupado com a sociedade, com o entorno, com a minha própria inteligência, Non posso avere una comunione completa con Gesù se sono preoccupato con la società e con le persone che mi stanno intorno. então a primeira lição que eu queria tirar é que Jairo encontra algo mais importante do que tudo che ele tinha tido até ali. E quindi la prima lezione che ti voglio dare è che Jairo trova una cosa molto più importante di tutto il resto che aveva. E tem um detalhe muito interessante. E c'è un dettaglio Non so se molto você percebeu. interessante, non so se te ne sei accorto. Jairo fala com Jesus: venha à minha casa, porque a minha filha está morrendo. Jairo dice a Gesù: vieni a casa mia perché mia figlia sta morendo. E Jesus foi com ele. E Gesù è andato con lui. O detalhe importante é que Jesus foi com ele. E il dettaglio importante è che Gesù è andato con lui. Raramente você vai encontrar na Bíblia que Jesus foi com alguém. O Raramente. normal é as pessoas irem a Jesus. Raramente nella Bibbia troverai Gesù che va con qualcuno, solitamente è quel qualcuno che va da Gesù. O resultado de um chefe de família, uma mãe de família, o resultado de um jovem, o resultado de um adolescente que se joga aos pés de Jesus é que Jesus vai com ele. È il risultato di un capo della famiglia, una donna capo della propria famiglia, un giovane che si getta ai piedi di Gesù e che Gesù va con lui. Você nunca vai estar sozinho mais. Tu non sarai mai più da solo. Não tem um momento difícil que eu passei na minha vida que eu estava sozinho. Non c'è un momento difficile nella mia vita che ho passato in cui ero da solo. Jesus tem ido comigo. Gesù è andato con me. Se Jairo jogou para o alto a sua posição social, se Jairo jogou a sua posição religiosa, sua posição política, agora ele anda com Jesus. Se Jairo ha gettato al vento la sua posizione religiosa, la sua posizione politica, adesso sta andando con Gesù. A cabeça de Jairo mudou completamente. La testa, la mentalità di Jairo è cambiata completamente. A sua espiritualidade é nova agora. La sua è una nuova spiritualità. Não há um desespero no coração de Jairo mais. Non c'è più disperazione nel cuore di Quando ele Jairo. chegou diante de Jesus, ele está desesperado, ele se joga no chão. Ao se levantar com Jesus, ele é um novo homem. Ele é tomado de uma calma que o faz não estar desesperado. Quando si getta ai piedi di Gesù è un uomo disperato, ma quando si rialza è un nuovo uomo, un uomo che adesso ha pace, che non ha più quella disperazione. Pensa, imagina a situação. A filha dele está morrendo. Tem uma multidão e Jesus vai andando com ele e as pessoas estão apertando, atrasando o tempo. Jairo não falou: saiam da frente, deixem Jesus passar. Jairo não usou os seus homens para poder limpar o caminho. E immaginate la situazione, c'era Jairo e Gesù, la sua figlia, morendo, e una moltitudine di persone davanti a lui che stavano bloccando il cammino, lo stavano ostacolando, ritardando il suo incontro con Gesù. E notate che Jairo non arriva e dice, ad esempio, fate spazio a Gesù, oppure utilizza i suoi uomini per creare uno spazio. Saiam da frente, minha filha está morrendo, deixe Jesus passar. Jairo não está falando isso. E non dice cose come, ad esempio, toglietevi di mezzo, mia figlia sta morendo, Gesù deve passare. Não. E no meio dessa situação toda, Jesus parou. In mezzo a tutta questa situazione Gesù si è fermato. E Jairo não falou com Jesus: vem logo, Jesus, porque parou. E Jairo non gli ha detto: vieni Gesù, sbrigati, perché ti sei Venha, fermato? venha, por que Jesus parou? Ele Vieni, não vieni, dá perché ti sei desespero. fermato? O homem que se joga desesperado, perde tudo que tem, agora simplesmente para, porque o tempo dele já é o tempo de Deus. Notate come l'uomo gettato disperato ai piedi di Gesù, che ha perso tutto per potersi gettare ai piedi di Gesù, in questo momento si ferma, non dice niente perché il suo tempo è diventato il tempo di Dio. Jairo sabe que quem o acompanha é o próprio Deus. Jairo sa che chi lo accompagna è il proprio Dio, É o Senhor do tempo. è il Signore del tempo, É o Senhor das pessoas. è il Signore delle É o persone, Senhor do ar. è il Signore É o Senhor dell'aria, da terra e do mar. è il Signore della terra e del mare. Para Jairo já não importa se Jesus parou. Per Jairo non importa più se Gesù Jesus si è está indo com fermato. ele. Jesus está indo com ele. Gesù sta andando con lui. E é tão interessante porque Jesus para e fala: quem me tocou no meio dessa multidão? Ed è molto interessante perché Gesù si ferma e dice: chi mi ha toccato? In Os mezzo a quella discípulos dão uma resposta moltitudine. meio mal criada para ele. I discepoli danno una risposta un po' affilata. Como você quer saber quem te tocou? Tem tanta gente aqui, quem vai saber quem tocou no Senhor? Ah, come vuoi sapere che ci sia qualcuno che ti abbia toccato? Qua ci sono così tante persone che stanno toccando in questo momento, Signore. Jesus nem discutiu com os discípulos. Gesù non ha neanche discusso con i discepoli.
Ele continua olhando e uma mulher vai chegar e se jogar aos pés dele. Lui continua a aspettare, a guardare e arriverà una donna che si getterà ai suoi piedi. Perceba que Jairo se joga aos pés de Jesus. Notate come Jairo si è gettato ai piedi di Gesù E agora a mulher se joga aos pés de Jesus. e adesso la donna si getta ai piedi di Gesù. Se você nos assiste, se você vem nos visitar e está precisando de um encontro com Deus, eu preciso te dar uma notícia. Se tu che ci stai guardando oppure tu che ci stai visitando qui vuoi un incontro, stai cercando un incontro con Dio, voglio darti una notizia. O lugar de um cristão é jogado aos pés de Jesus. Il luogo di un cristiano è gettato ai piedi di Gesù, É lançado aos pés de Jesus. è gettato ai piedi di Gesù. Eu faria uma pergunta aqui: qual a última vez que você se jogou aos pés de Jesus? E qui faccio una domanda: qual è l'ultima volta che ti sei lanciato ai piedi di Gesù? Qual a última vez que você chorou na presença de Deus? Qual è l'ultima volta che hai pianto davanti alla presenza di Dio? Qual a última vez que você foi sozinho diante de Deus e se jogou aos pés de Jesus? Quando è stata l'ultima volta che sei andato da solo e ti sei A gettato gente ai piedi começa a di ter Gesù? uma fé tão normal, tão prática, tão real, tão material, e muitas vezes a gente para de perceber o espiritual. Ogni tanto abbiamo una fede così materiale, così pratica, così terrena che smettiamo di percepire il mondo spirituale. Aquela mulher sofre há 12 anos. Quella donna stava soffrendo da 12 anni E aqui eu quero pensar em toda a Itália. e qui voglio pensare in tutta l'Italia. A mulher são as outras cidades da Itália para a igreja de Treviso. La donna sono altre città qua in Italia, Porque Jairo se jogou aos pés de Jesus por sua filha. perché Jairo si è gettato ai piedi di Gesù per sua figlia. Ela tem 12 anos. Lei ha 12 anni. Aquela mulher tem 12 anos que sofre. Quella donna è da 12 anni che stava soffrendo. As duas estão no entorno de Jairo, a sua filha e a mulher. Entrambe sono intorno, sono vicino a Jairo, questa donna e sua figlia. A diferença é que a mulher que sofre, Jairo, o religioso, não está enxergando. La differenza è che la donna che soffre, Jairo, il religioso, non la sta vedendo. A sinagoga de Jairo não está enxergando aquela mulher. La sinagoga di Jairo non sta percependo, vedendo questa donna. A sinagoga de Jairo está preocupada em não se jogar diante dos pés de Jesus, mas ela não está preocupada em cuidar das viúvas e dos pobres e das crianças. La sinagoga di Jairo è preoccupata nel non gettarsi nei piedi di Gesù, nel mantenere un'immagine, ma non è preoccupata nel prendersi cura di vedove e orfani della loro comunità. A mulher da história são os invisíveis no caminho da igreja. La donna in questa storia sono le persone invisibili del cammino della Aquela Chiesa. mulher é invisível para Jairo. Quella donna è invisibile per Jairo. O texto diz que ela sofre há 12 anos, ela tem um sangramento permanente. Se ela tem sangramento, ela não tem convívio social. La Bibbia ci dice che quella donna stava soffrendo da 12 anni un sanguinamento costante. Con questo sanguinamento costante vuol dire che lei non aveva accesso alla società, alla comunione. Se ela tem um sangramento, ela é uma pessoa mais fraca, é o tempo todo sangrando. Então, certamente ela está anêmica, certamente ela é fraca. Con quell'emorragia che l'accompagnava, quella donna certamente era più debole, costantemente questo sanguinamento, certamente era anemica, era più O debole. texto diz que ela já gastou todo o dinheiro dela. Il testo dice che lei ha già speso tutti i suoi soldi. Ela não tem convívio social, ela não tem força física, ela não tem como se sustentar. Ela está isolada completamente. Lei non ha comunione sociale, non ha forza fisica, non ha come sostenersi, ormai ha già speso tutto. Mas o pior é que ela é invisível para Jairo. Ma la cosa peggiore è che lei è invisibile per Jairo. Jairo representa a igreja. Jairo rappresenta la Chiesa. A Jairo representa a religiosidade estabelecida. Lui rappresenta la religiosità. A mulher representa os outros que passam por nós e nós não vemos. A mulher representa os que estão por aí sem Jesus e não nos incomoda mais. La donna rappresenta quelli che ci passano di fianco e noi non li vediamo. La donna rappresenta quelle persone che non hanno ancora potuto trovare Gesù. Sabe por que Jairo se jogou aos pés de Jesus? Sai perché Jairo si è gettato ai piedi di Gesù? Por amor à sua filha. Per amore della sua figlia. Por amor a ele mesmo. Per amor a se stesso. Eu daria tudo pelos meus filhos. Io darei tutto per i miei Eu figli. daria um dos meus olhos. Io darei uno dei miei occhi, Eu daria meus 2 olhos. darei entrambi i miei Eu occhi, daria um dos meus rins.
darei uno dei miei reni E se for preciso, eu daria meu coração para um filho. e se necessario darei il mio cuore per un figlio. Eu tenho 2 filhos, são lindos. Io ho 2 figli bellissimi, Amo profundamente. li amo profondamente. Quando eu leio o texto de Jairo, eu consigo compreender por que ele jogou tudo por alto. Quando leggo il testo di Ario riesco a capire perché ha lanciato tutto all'aria. Agora, para que a Itália conheça Jesus, Ora, affinché l'Italia conosca Gesù, nós precisamos amar a Itália como quem ama um filho. dobbiamo amare l'Italia come chi ama un figlio. Nós precisamos amar a Itália como quem ama um filho. Dobbiamo amare l'Italia come chi ama un figlio. E talvez você fale assim, esse pastor é doido, como que eu vou amar a Itália como eu amo meu filho? Não tem como, eu amo muito mais o meu filho. E De magari onde ele tirou essa ideia? E magari tu stai pensando dentro di te, questo pastore è matto, come farò ad amare l'Italia come amo uno dei miei figli, amare uno dei miei figli? E aí o pastor Caio, que depois fica aqui para explicar de onde eu tirei, eu vou ajudar. Eu tirei de João 3,16, porque João 3,16 diz assim: porque todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E poi potete chiedere a Pastor Caio che rimarrà qua per rispondere alle vostre domande, e come in Giovanni 3,16 sta scritto, perché chiunque crede in lui non perisca ma abbia vita eterna. Como que é isso em italiano? Vocês podem repetir, por favor? O versículo, João 3,16. Ah, ok, sì, l'intero versetto. Perché Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia vita eterna. Mi ricordo una versione Deus deu o diversa. que há de mais precioso para que você conhecesse a Ele como seu Salvador. Dio ha dato quello che aveva più a cuore affinché tu lo potessi conoscere come Salvatore. Para que a Itália conheça Jesus, nós precisamos amá-la como quem ama um próprio filho. Affinché l'Italia possa conoscere Gesù la dobbiamo amare come l'amore che si ha per un figlio. Talvez atrasar um pouco do conforto que vocês têm aqui em amor a outras cidades. Magari ritardare un po' il comfort che avete qui per amore a un'altra città. Começar a perder alguns aqui porque vão para outra região começar uma igreja. Cominciare a perdere alcuni qua perché magari vanno in un'altra regione per un'altra chiesa. Os que estão aqui há 25 anos e começaram com 2, com 3 e hoje tem 200, 250 cultos com mais pessoas. Oggi quelli che sono qua da 25 anni hanno iniziato con 2, 3 e oggi arrivano a 200, 250 culti in più località. É o melhor momento, a melhor coisa é estar no culto com muita gente. È il miglior momento, la cosa migliore è essere in un culto con tante persone. Mas talvez é hora de começar a orar e Deus começar a falar com algumas famílias, olha, muda para outra cidade, muda para Nápoles, muda para Torino, muda para Milão. É hora de começar a orar e Deus começar a falar ao coração dos jovens, vão para outros lugares, vamos começar igrejas em outros lugares. Ma magari è arrivato il momento che alcune famiglie comincino a pregare, che ora sentano da Dio la chiamata per andare a Napoli, a Milano, che qualche giovane senta così la chiamata per andare in un'altra regione, in un'altra chiesa e poter stabilire una chiesa. É hora de você que nos assiste do Brasil, que quer vir para a Itália, não vir para cá porque a Itália é bonita, mas vir para cá para começar igrejas junto com essa igreja. È ora che tu che ci stai guardando dal Brasile, tu possa venire dal Brasile non per farti una vacanza o per vivere qua, ma per costruire nuove chiese, nuove realtà qua in Italia. É preciso amar a Itália como quem ama um filho. Bisogna amare l'Italia, cioè bisogno di amare l'Italia con l'amore che si ha per un figlio. Aquela mulher ela é invisível para Jairo. Quella donna era invisibile per Iario. Há muitos invisíveis na Itália para a igreja. Ci sono molte persone invisibili in Italia per la Chiesa. Há muitos jovens na universidade que são invisíveis para a igreja. Ci sono molti giovani all'università invisibili per la Chiesa. Há muitos casamentos sendo destruídos e são invisíveis para nós. Ci sono molti matrimoni che stanno venendo distrutti, che si stanno sgretolando e sono invisibili ai nostri occhi. As pessoas precisam saber que apenas tocando no manto de Jesus, todo sofrimento vai passar. E le persone devono sapere che solo toccando il manto di Gesù tutta la loro sofferenza passerà. Aquela mulher, ao tocar em Jesus, imediatamente o seu milagre aconteceu. Quella donna a toccare Gesù immediatamente ha ricevuto il suo miracolo. Ela sentiu imediatamente que ela parou de sangrar. Lei ha sentito immediatamente che ha smesso di sanguinare. Ela agora não precisaria mais viver isolada. Lei da quel momento in poi non avrebbe più bisogno di vivere isolata. Agora ela teria força para trabalhar e conseguir se sustentar. Adesso lei avrebbe avuto le forze per lavorare e per sostenersi. Ela poderia ir à sinagoga, possivelmente.
possibilmente andare anche alla sinagoga, O simples toque em Jesus faz cessar a semplicemente dor. toccando Gesù per terminare il dolore. Se você me pergunta Se o tu que é mi preciso chiedi cosa c'è bisogno para uma segunda-feira diferente, per uma segunda-feira diferente, un lunedì diverso, ou se você me pergunta o que eu preciso para hoje à noite ser um domingo diferente dos outros na minha casa, se mi chiedi oggi cosa c'è bisogno in modo che questa domenica sia diversa da qualsiasi altra domenica che ho eu vissuto, te respondo: toque em Jesus. io ti rispondo tocca in Gesù. Ele responde para a mulher: a tua fé te salvou, filha. E lui risponde alla donna, la tua fede ti ha salvata, figliola. Jesus vai com Jairo. Gesù va con Jairo Jesus agora chama a mulher de filha. e Gesù chiama adesso questa donna di figlia. O privilégio de estar com Jesus é que Ele anda conosco. Ele nos ama como um filho. E il privilegio di andare con Gesù è che lui cammina con noi, che lui ci chiama di figli. Lembra que o tempo de Jairo já não é mais o tempo do homem desesperado. Ricorda che il tempo di Jairo non è più il tempo di quell'uomo disperato. A solução para a Itália é Jesus. La soluzione per l'Italia è Gesù. A solução para o seu casamento é Jesus. La soluzione per il tuo matrimonio è Gesù. A solução para os seus problemas dentro de casa é Jesus. La soluzione per i problemi dentro la tua casa è Gesù. A solução para a ansiedade, a dor que você tem é Jesus. La soluzione per l'ansia, il dolore che provi è Gesù. A solução para a sua família é Jesus. La soluzione per la tua famiglia è Gesù. A solução para as famílias da Itália é Jesus. La soluzione per le famiglie in Italia è Gesù. Isso é tão sério que vocês começaram o culto comigo vendo como essa igreja abençoou crianças do outro lado do mundo, praticamente na África, em que vocês nunca ouviram falar. E questo è così serio, così importante perché dato che abbiamo iniziato il nostro culto mostrando come le vostre offerte hanno iniziato a quei bambini dall'altra parte del mondo, in Africa, bambini che non avete neanche mai visto. Talvez você deu uma moeda de €1. Magari hai semplicemente dato solo una monetina da €1. A sua moeda de €1, com outro €1, com mais €5, com euros de vários lugares, alimentando crianças do outro lado. La tua piccola monetina, un altro euro, altri euro che hanno donato, via via insieme hanno benedetto grandemente tanti luoghi. A solução para a África é Jesus. La soluzione per l'Africa è Gesù. E ela acontece através da igreja. E questo avviene attraverso la Chiesa. É tão interessante porque eles dizem assim: sua filha morreu. È così interessante perché arrivano da lui e gli dicono tua figlia è morta. Jesus não discutiu com aquelas pessoas. Gesù non ha discusso con quelle persone. Jesus não discute com os pessimistas. Gesù non discute con pessimisti. Jesus não discute com os que não têm fé. Gesù non discute con chi non ha fede. Jesus não perde o tempo dele com pessoas que estão com pensamento negativo, que estão com pensamento ainda material. Gesù non perde il suo tempo con persone che pensano negativamente, che hanno ancora la mentalità nelle cose materiali. Se você ler o texto, diz que Jesus deu de ombros. Ele seguiu em frente, ele nem se indignou a responder. Se leggete il testo, sta scritto che Gesù gli ha dato le spalle, si è girato, voltato, non si è neanche degnato di rispondergli. É preciso compreender com olhos da fé quem é Jesus. Bisogna comprendere con gli occhi della fede chi è Gesù. Não adianta você continuar com um pé no material e meio pé no espiritual. Non ha senso, non ha modo continuare con un piede nel materiale e un piede nello spirituale. É preciso entender espiritualmente quem é Jesus. Bisogna capire spiritualmente chi è Gesù. Quando Jairo se joga aos pés de Jesus, ele compreendeu que Jesus era o Filho de Deus. Ele era a promessa que estava... Ele era a promessa realizada. Ele era o caminho que leva a Deus. Quando Jairo si è buttato davanti a Gesù, ha riconosciuto che lui è la via, lui è l'unico cammino, lui è la certezza, la verità e la vita. E mais uma vez Jesus repreende os pessimistas quando ele chega na casa de Jairo, porque estão todos chorando e Jesus diz: por que choram? A menina está dormindo. E ancora una volta Gesù, arrivato lì, riprende i pessimisti perché tutti stanno piangendo e Gesù dice loro: perché piangete? La bimba sta solo dormendo. Eles começam a zombar de Jesus. Loro cominciano a prendere in giro Gesù. É como eles mudaram de uma hora para outra. Eles estão chorando aqui e agora eles estão brigando, rindo de Jesus.
hanno cambiato radicalmente. In un momento stanno piangendo, si stanno disperando, il momento seguente stanno ridendo della faccia di Gesù. E Jesus os tira todos da casa. E Gesù allontana tutti dalla casa. O lugar dos pessimistas não é junto com Jesus. Il luogo dei pessimisti non è insieme a Gesù. O lugar daqueles que não têm fé não é com Jesus. Il luogo di quelli che non hanno fede non è con Gesù. Talita cumi é o que ele diz à menina que está morta. Talita cuni è quello che dice alla bambina che è morta. E a menina se põe de pé. E la bambina si alza in piedi. E mesmo os discípulos e os pais dela ficam assustados, ficam atônitos com o que aconteceu. E proprio i discepoli, i suoi genitori della bambina si spaventano, rimangono attoniti a quello Eles sabiam que ela spettacolo. estava morta. Loro sapevano che lei era morta. E agora ela está viva, andando, se põe imediatamente a fazer coisas de criança. E adesso è viva, in piedi, camminando e inizia immediatamente a fare le cose da bambina. E aqui eu encerro a minha palavra com vocês. E qui vorrei concludere la mia parola con voi. O impossível L'impossibile é possível em Jesus. è possibile in Gesù. Aquilo que ninguém pode fazer, Quello che somente nessuno Jesus pode può fazer. fare, solamente Gesù può farlo. Se eu aplicasse hoje a solução para a sua vida, a solução para a sua necessidade, só Jesus pode fazer. Se lo dovessi applicare oggi nella tua vita, la soluzione per la tua vita, per le tue necessità, solo Gesù le può soddisfare. Mas se jogar aos pés de Jesus, só você pode fazer. Ma lanciarsi ai piedi di Gesù, solo tu lo puoi fare. Jesus pode fazer todos os milagres, Gesù può fare tutti i miracoli, mas você tem que tocar nele. ma tu devi toccarlo, Você tem que jogar aos seus pés. ti devi gettare ai suoi piedi, Você tem que aceitar que ele vá com você. devi accettare che Lui vada con te, Você tem que ter ouvidos tampados para os pessimistas. devi avere le orecchie tappate per i pessimisti, Você deve crer nele acima de todas as coisas. devi credere a Lui sopra O qualsiasi altra impossível cosa. Jesus faz, L'impossibile Gesù fa, mas o possível cabe a nós. ma il possibile tocca a noi. É impossível que a Itália tenha 150 igrejas como essa nos próximos 10 anos. È possibile che l'Italia abbia 150 chiese come questa. É impossível, não é? È impossibile. Gastou 25 anos para a gente estar aqui hoje. Abbiamo speso 25 anni per essere qui oggi, Mas essa parte pertence a Jesus. ma questa parte appartiene a Dio. Esse impossível é dele. Questo impossibile è suo. O que nos cabe é sair pela Itália. Quello O che que ci nos cabe é riguarda orar pela Itália. è uscire per l'Italia, è pregare per l'Italia. O que nos cabe é dar o nosso melhor para que a Itália conheça Jesus. Quello che ci riguarda è dare il nostro meglio affinché l'Italia possa conoscere Gesù. O que nos cabe é nos jogar aos pés de Jesus. Quello che ci riguarda è lanciarci ai piedi di Gesù. Eu não quero que você vá para casa sem aplicar isso na sua vida. E vorrei che tu possa andare a casa applicando questo nella tua vita. Talvez você está sofrendo há 12 anos ou muitos anos com uma mulher. Magari stai soffrendo da 12 o da più anni come quella donna. E talvez você até entende que Jesus tem todo o poder, mas você ainda não experimentou esse poder. E magari puoi anche comprendere che Gesù ha tutto il potere, ma non hai mai provato questo potere. E assim como aquela mulher, é chegado o seu dia, é chegada a sua hora. E così come quella donna, arriverà il tuo momento, arriverà il tuo giorno. Você que nos assiste na internet, talvez você está há muitos anos carregando o mesmo sofrimento. Tu che ci stai guardando da internet, magari è da molti anni che stai portando lo stesso peso. E é chegado o seu momento de tocar em Jesus, E arriverà il tuo momento di toccare de Gesù experimentar o milagre de Jesus. e provare il miracolo di Gesù. Talvez é o seu momento de ver Jesus andando com você hoje. Forse è il tuo momento di poter vedere Gesù andando con te, camminando con te oggi. E nós que já somos crentes em Jesus aqui, E noi che siamo già credenti in Gesù qui, talvez é o momento de nós olharmos para Ele e falar: Senhor, e magari è arrivato il momento di arrivare davanti a Lui e dirgli: Signore, me leve além do que eu fui até hoje. portami oltre quello che sono andato oggi. Se revela a mim de um jeito sobrenatural. Rivelati a me in un modo sovrannaturale. Muitos de nós vivemos como Jairo, vivemos no sistema religioso. Molti di noi viviamo come Jairo in un sistema religioso. Fazemos boas coisas, boas práticas, somos pessoas honestas como Jairo. Facciamo buone pratiche, facciamo buone cose, siamo buone persone come Jairo. Mas chega um momento de ruptura.
ma arriva un momento di rottura, em que eu não quero ser mais um universitário como os meus colegas. in cui non voglio essere più un universitario come i miei Eu colleghi, não quero mais ter um casamento como o dos meus cunhados, os vizinhos e as outras pessoas, um casamento que não é a coisa mais importante que eu tenho. non voglio più avere un matrimonio come i miei cognati, i miei vicini, i miei colleghi. Il matrimonio voglio che sia la cosa più importante che ho. É hora de ser o mais honesto empresário possível. È il momento di essere l'imprenditore più onesto possibile. É hora de romper. È l'ora di rompere. É a hora de se jogar aos pés de Jesus. È l'ora di rompere, è l'ora di gettarsi ai piedi di Gesù. Eu estou no tempo que me deram. Io ho finito il tempo che mi hanno dato E eu quero orar com vocês. e io voglio pregare con voi. Eu quero te convidar a se ajoelhar. E voglio Você que pode. invitarti Quem não pode, ad fica em pé. inginocchiarti. Chi può, Não tem problema nenhum ficar em Chi- pé. Às vezes chi você não operou può- os joelhos e não pode se ajoelhar. chi non può Às vezes può você não rimanere quer. in piedi, non c'è nessun problema a non riuscire ad inginocchiarsi. Para que haja uma grande mudança, pode ficar sentado também da mesma forma. Puoi anche rimanere seduto, non cambia. Eu vou te dar um minuto para você colocar na presença de Deus aquilo que você tem de mais importante. E adesso ti darò un minuto per mettere davanti a Dio, alla presenza di Dio, la cosa per te più importante. Eu vou te convidar para ser como Jairo e a mulher, se jogar aos pés de Jesus dizendo: Senhor, trata isso aqui. Ti inviterò ad essere come Jairo, a essere come quella donna, a gettarti ai piedi di Gesù e dire: Signore, risolvi tu. Eu quero te pedir que você pergunte a Deus: Senhor, pode usar a nossa igreja para ganhar a Itália? Voglio chiederti che tu possa chiedere a Gesù: Signore, puoi usare la nostra Chiesa per guadagnare l'Italia? Pode usar a minha família para ganhar a Itália? Puoi usare la mia famiglia per guadagnare l'Italia? Pode usar a minha vida para Poi- ganhar a Itália? Puoi usare la mia vita per guadagnare l'Italia? Bom Deus, Buon Dio, obrigado por essa manhã. grazie per questa mattina. Cantamos, oramos, Abbiamo cantato, abbiamo pregato, sentimos a tua presença abbiamo sentito la tua presenza e agora nos jogamos aos teus pés. e adesso ci gettiamo ai tuoi piedi. Faz os teus milagres em nós. Fai il tuo miracolo in noi. Eu coloco a vida daqueles que têm uma causa, uma necessidade diante do Senhor agora. Io pongo ai tuoi piedi quelli che hanno una vita, una causa per te. E eu peço que eles experimentem o milagre do Senhor, Pai. E io ti chiedo che possano provare il miracolo di Dio. Ressuscita casamentos, Risuscita matrimoni, ressuscita pessoas que vivem em dor. risuscita persone che stanno male. Faz cessar, Pai, as dores, as lutas. Lena i dolori, le lotte, Que cada possa experimentar como é bom andar com o Senhor. in modo che tutti possano provare quanto è buono camminare con te. E agora eu peço, Senhor, dá-nos a Itália para o Senhor, E Pai. adesso ti chiedo, Padre, dai l'Italia. a Faz noi, isso que é Padre. impossível, pensar em 150 igrejas nos próximos 10 anos, Pai. Faccia sì che sia possibile pensare in 150 chiese nei prossimi 10 anni, Padre. Eu me ponho à frente disso, eu me ponho a andar com esse desejo, crendo que a minha parte é andar e a tua será realizar, Pai. Io mi pongo davanti a te, mi pongo a camminare davanti a te perché credo che il mio possibile sia camminare insieme a te, Padre. Eu peço que a tua igreja aqui, Pai, essa igreja tão linda, a Ágape, possa ser uma das forças do Senhor sobre a Itália. Ti Em chiedo, nome- Padre, che questa chiesa qui, questa bella chiesa Agape, possa essere un strumento nelle tue mani per camminare qua in Italia. Manda recursos financeiros, Manda risorse finanziarie, recursos humanos risorse umane e, acima de tudo, Pai, que aqui seja e uma fonte espiritual do soprattutto, Senhor sobre a Padre, Itália. che questa possa essere una fonte spirituale per l'Italia, Padre. Que essa cidade menor Che questa piccola città possa alcançar as grandes cidades da Itália. possa raggiungere le grandi città italiane. A honra e glória do teu nome. Per l'onore e la gloria del tuo nome. Em nome de Jesus. In nome di Gesù. Amém. Amen. Amém. Muito obrigado. Deus os abençoe. Pastor Caio, Molte grazie. E Dio ti Massi. benedica. Pastor nossa Caio. gratidão por servir junto com vocês.
la nostra gratitudine per poter servire insieme a te. Amém, Chiesa? Amém, ok. Le sfide sono grandi. Nós abbiamo fatto già un incontro con il consiglio direttivo della Chiesa, questo venerdì scorso, e tra poco faremo un'assemblea per preparare tutto questo documento e assieme con la giunta e con gli altri missionari qua in Italia avanzare. Sarà grande, una grande storia e Dio sta preparando le cose grandi con noi, in mezzo a noi. Adesso è con voi. Ok? Andiamo avanti? 5 persone? Almeno 5 chiese, ok. Andiamo avanti le chiese. Momento di offerta delle decime, facciamo consacrazione. Qual è il cantico? Canterò il tuo amore, canterò offrendo, ok? Come abbiamo parlato, questi salvadanaio che sono qua è offerta missionaria, questo soldo andrà per aiuto missionario, quello che faremo, già abbiamo fatto, è adottare, è servire, è contribuire, è la nostra responsabilità. E anche abbiamo le offerte interne della nostra Chiesa, perché vogliamo andare. E è un periodo molto bello, è un momento della Chiesa dare passi forti, in piedi, adoriamo, cantiamo, serviamo e offriamo e facciamo questo con la gioia del nostro Dio, ok? Cantiamo e offriamo con gioia. Alleluia! Amém. Amém. 2, 3, 1, via!
Padre Santo, grazie perché tu sei un Dio così buono, così benevolo, Padre. E noi oggi possiamo sentire la tua parola, possiamo essere spronati, Padre, a camminare sempre più avanti, manifestando la tua grazia e il tuo amore, Signore, in questo paese. Amen. Grazie per queste offerte, per le decime. Grazie, Signore, perché ogni giorno tu doni quello che abbiamo bisogno, per il tuo onore e per la tua gloria. Nel nome santo di Gesù. Amen. Amen. Ok, dopo c'è il campeggio dei ragazzi che sarà prossimo weekend, ok? Questo che sta arrivando. Già siamo una quarantina, no? 45 mi hanno detto, bellissimo, ok, ottimo, alleluia. Sarà lì a Nevegal, ok? Se volete aiutare, servire, ci sono dolci lì, ok? Ho ricavato per loro. Avanti. Prossimo video? Ok. Prossimo sabato, il 23, abbiamo qua incontro con le coppie, ok? Portate un amico e anche una coppia nemica, ok? Devi stare con voi qua, deve venire. Staremo lavorando con Anna e Elcana. Sarà questo argomento. Prossimo sabato, alle ore 20. Avanti. Ok? Ministero Sociale. Abbiamo 24 famiglie del Villorba che stiamo appoggiando, ok? Non dimenticare di portare qualcosa da mangiare e anche gli altri prodotti per queste famiglie. Stiamo servindo, è un privilegio di organizzazione che abbiamo in questo. Avanti, ok? Uomini, questa data, 23-25 di ottobre, convegno degli uomini. Ho parlato questa settimana con il responsabile dei leggendari qua in Italia. Staremo facendo tutto questo lavoro lì e ci sarà un bellissimo gruppo di uomini anche fuori dalla nostra comunità, ok? Uomini, già cominciate a fare le vostre iscrizioni, ok? Le donne, prendete i vostri figli, ci sono gli uomini ogni tanto che è come un figlio per una donna, no? Ok, prendete il vostro marito e dite, va, la decisione della moglie, non è del marito, ok? È lei che deve inviare il marito, non è il marito che sceglie di andare o no. Ok, inviate, sarà là, penso che sono finiti? C'è un altro? No. Ok, grazie. Grazie per tutti che siete con noi oggi, prima, seconda volta. Vorrei ringraziare anche oggi una famiglia, 2 famiglie che sono con noi qua. Rudy e Yara, loro vengono dal Brasile, siamo amici da 45 anni, ok? E grazie a questa coppia che io sono ancora pastore, sono cristiano. Io ringrazio molto a loro, prima volta che vengo in Italia, e dopo voi potete dare un abbraccio a loro perché loro mi hanno sostenuto nella fede. E anche con i figli che sono qua oggi, con i figli no, un figlio si è sposato, con la moglie, no? Che sono qua con noi oggi. Ringrazio perché questa coppia qua fanno parte della mia storia di Asti da 45 anni, ma la maggioranza di voi non erano nati. Quando mi sono convertiti, loro mi hanno sostenuto nella fede. E oggi sono molto grato che sono qua con noi. Ok? Ciao, buona domenica.